Amici della Lega Scuole Superiori, ben ritrovati. Finalmente siamo tornati in campo con la semifinale del trofeo di questo campionato studentesco, con Vittorio Veneto che affronterà l'outsider di questo torneo, il Moreschi, che è pronto e carico per dare battaglia alla capolista e interrompere la striscia positiva. Quindi buon calcio a tutti e ci auguriamo che sia grande spettacolo. Amici della Lega Scuole Superiori, ben ritrovati dall'Arena Civica. In campo Vittorio Veneto e Nottingham Moreschi per una semifinale che si preannuncia ricchissima di gol e di spettacolo fra due squadre che hanno sorpreso tutti dopo la passata stagione. Vittorio Veneto schiaccia sassi, imprendibile nella prima fase di campionato, chissà che non possa arrivare il primo stop proprio oggi contro Nottingham Moreschi, autore, l'abbiamo detto già anticipatamente, di una crescita nel corso della off season davvero impressionante, fisica e tecnica. Dunque ci sarà sicuramente un grandissimo spettacolo in campo. E allora buon calcio a tutti. Si comincia col primo pallone di questa gara, gestito dal Nottingham Moreschi. Attenzione subito al Vittorio Veneto, pallone messo dentro da Bellini. Torchiani in area di rigore, non la tocca nessuno, forse è stato appena sfiorato il pallone da Galimberti. Termina comunque sul fondo. Si può giocare, Lucini allora va subito al rilancio. Attenzione ad Alberti che la mette giù, si gira Maida due volte, poi ancora Alberti. Palla però si abbassa troppo tardi. Attenzione al pallone in verticale, Alberti poi ancora prova ad uscire, palla al piede, Cecala. Attaccato da Alberti che gliela porta via. Ancora attenzione adesso a Galizia che può anche calciare. Va via Galizia in mezzo a due, mezzo a tre, tutti quanti. Li salta tutti quanti Galizia e trova un gol straordinario. Vantaggio Vittorio Veneto, 1-0. Insigriffi riparte all'area sulla destra per Alberti che cerca subito la porta. Maida con la manona in calcio d'angolo. Occhio al pallone avanti, Cosentini, ancora Cosentini controlla, non calcia, va giù Polizzotto, Cosentini! Il gol del pareggio del Nottingham Moreschi, tutto da rifare, 1-1. Tiro di Lucini, rimpallo, ancora Alberti che non sbaglia, palla sotto il 7, ancora segno il Vittorio Veneto che torna subito in vantaggio. Subito il passaggio, poi Insigriffi non ci arriva, allora Galizia, ancora Galizia difende il pallone e poi calcia, piega le mani a Maida che invece era andato giù. Trova ancora il gol di Vittorio Veneto che adesso allunga sull'inseguitrice, 3-1. Corner, attenzione, non ci arriva Mauri, Cosentini invece sì, impatta bene il pallone, non inquadra lo specchio della porta. Si chiude qui su questa occasione sprecata da Cosentini, il primo tempo regolamentare. Partita non molto ricca di occasioni, ma comunque tanti gol. Aspettiamoci dunque almeno lo stesso anche dalla ripresa. È tutto pronto adesso per la ripresa, fischia subito Cinquini, Galizia e poi Cotatelucci che non controlla. Fermato poi Alberti, prova a partire, Torchiani gliela porta via. Bellini, Galizia, il tunnel su Torchiani, poi riesce anche ad allargare per Alberti che cambia tutto, bellissima visione di gioco, poi prova anche a calciare, ancora attenzione Cotatelucci e Maida. Calcio di punizione, fischia Cinquini, Galimberti alla battuta, occhio al suo destro, palla in rete, comincia la ripartenza di Nottingham Moreschi che non ci sta a subire l'offensiva avversaria senza opporre resistenza e ci mette tutto il cuore che può per ripartire. Calcio di punizione, Galizia alla battuta, si attende soltanto il fischio e il direttore di gara sistema la barriera, intanto Maida. Occhio al destro di Galizia che prova a sfondare, ci riesce, replica il gol di Galimberti, allunga ancora il Vittorio Veneto e punta San Siro. Galizia cambia tutto per Lucini in testa alta, ha cercato Alberti, il tacco di Alberti. Maida poi riesce ancora ad arrivare anche questa volta sul pallone. Galizia che palleggia, spalle alla porta, difende il pallone, è partito Lucini, finta Galizia, che giocata di Galizia, mette a sedere Maida, poi cerca il tiro. Ad un passo dal gol dell'anno qui Marco Galizia. Cecala, salta l'avversario, ancora Cecala, prova a mettere dentro, chiude tutto Galizia, poi arriva il tiro di Galimberti, ancora segno il Nottingham Moreschi che non vuole assolutamente aspettare l'avversario nella propria metà campo, punta dunque a risalire la china, ma manca sempre meno al triplice fischio.
Occhio al triangolo, Mauri appoggia per Cecala, il gol del Nottingham Moreschi, incredibile, all'Arena Civica, Nottingham Moreschi che continua a segnare. Gol. Lucini calcia, palla in buca d'angolo, il gol di Lucini, non ci sta il Vittorio Veneto a lasciare scoperto il fianco e colpisce col destro di Lucini. Galizia cerca l'imbucata per Alberti che a 2 passi dalla porta difesa da Maida, non inquadra lo specchio, incredibile. Occhio alla giocata di Lucini che allarga sulla sinistra, Alberti la mette dentro, l'autogol incredibile di Galimberti che si infuria poi contro la porta. Anche un po' di sfortuna qui per il Nottingham Moreschi. Punta l'avversario, Galizia, attenzione, cambia tutto. Poi arriva anche Cosentini che prova a far correre i suoi. Arriva Cecala come un treno, ancora Cecala, attenzione, cerca la porta. Il gol di Cecala. Ancora segna il Nottingham Moreschi. Qui un po' di confusione nella difesa del Vittorio Veneto che forse è troppo convinta di aver già vinto il match. Maida allarga sulla sinistra per Cecala. Fischia 3 volte il direttore di gara. Finisce qui dunque, game over all'Arena Civica. Passa il Vittorio Veneto e conquista dunque una meritatissima finale contro comunque uno straordinario Nottingham Moreschi che non ha mai mollato.